5 racconti che illuminano il nostro tempo. Per la quinta edizione consecutiva sbarcano a Sestri Levante i documentari della rivista internazionale, la cui rassegna, Mondovisioni, è curata da Cine Agenzia. Pellicole che aiutano a trovare spunti per leggere il mondo in modo più consapevole. Ci mette davanti a delle domande su che cosa e come pubblicare, ma anche poi come orientarsi rispetto a un mare magnum che sembra di maggiore informazione ma spesso è solo di confusione, quindi sicuramente una riflessione sui mezzi e sui contenuti. L'apertura di Mondovisioni ha proposto Bellingcat, pellicola olandese del 2018 dedicata al giornalismo contemporaneo, dove un gruppo di ricercatori online è impegnato a svelare la verità dietro notizie e vicende provenienti da tutto il mondo. La difficoltà di capire se e come una notizia sia vera e soprattutto nuove forme di giornalismo molto più partecipativo e molto più dal basso che mettono insieme professionalità ma anche passione, per cui come informarsi in un momento in cui sembra difficile orientarsi non soltanto nella rete ma davvero con quelli che erano strumenti abituali fino a poco tempo fa. Si prosegue martedì 12 novembre con Midnight Traveler, il viaggio di una famiglia in fuga dall'Afghanistan. Martedì 19 toccherà Ad Human Nature di Adam Bolt, una riflessione su come scienza e tecnologia hanno un impatto sempre più forte sulla società. Dopo una pausa, Mondovisioni tornerà il 3 dicembre con Mission Lifeline, dedicato al tema dei migranti, per concludere il ciclo il 10 con Leftover Woman, sull'emancipazione della donna in Cina. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Pensiamo che una rassegna di documentari indipendenti e che ci raccontano il mondo contemporaneo nella sua complessità possa essere un buon modo per passare i martedì sera e per riuscire a riflettere e incontrarci anche un po' in inverno.